Ehi Wayu! Benvenuto a bentornati sul canale Smeralda, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi siamo qui per il primissimo video di questa nuova villa mega spaziale galattica Napoli Creators Elites, per la prima volta tutti insieme nella villa che tanto amate, quindi può ufficialmente iniziare la nostra ma soprattutto la vostra estate condita da un mix di video che neppure avete idea. Quindi già per questo cominciate a lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale, seguiteci tutti quanti e soprattutto scrivetemi qui sotto nei commenti il prossimo video che vorreste vedere qui sul mio canale o comunque in generale dalla villa. Questo è il video della prima mega galattica spesa di quest'anno. Sapete, l'anno scorso l'ho fatto e non abbiamo speso poco, 500 euro. Quest'anno siamo il doppio, quindi spenderemo almeno il doppio, ma poi lo scopriremo a brevissimo nel supermercato. Questo video ragazzi l'ho coperto da una persona e io volevo chiedere chi paga. Scusa, quando tu facevi questo video chi pagava? Mica pagavi tu, pagavano tutti. Oh, ma la domanda che ti voglio fare, che vibes hai riassaporato, hai rivissuto venendo qui seriamente? No, seriamente. Allora, sto seriamente guardandomi intorno alle montagne, perché poi questa roba qui che mi guardo intorno succedeva solo a fine giornata. Lo sappiamo perché. Esatto. Ho registrato tutto il giorno. Quindi signori, belle vibes perché alla fine la villa comunque è un bel posto. Tra l'altro anno di mondiali, quindi attenzione, vabbè, non abbiamo l'Italia. Fa lo stesso, cioè ragazzi voi non vi serve l'Italia, vi serviamo noi, che serviamo noi, quindi l'Italia è letteralmente l'ultimo dei problemi. Abbiamo tantissimi contenuti già pensati. Vivere un mondiale come non avreste mai potuto vivere. Andrea, sei pronto per la prima spesa in villa? Cosa dobbiamo comprare? Latte. Senza lattosio. Legit. E solo il latte. Poi che dobbiamo comprare? Il mangiare. Quale mangiare? Oh. Andrea, come si chiama questa villa? La villa Elites. Napoli Creator! Non sei buono che ci rivelo, frate. Capa ricoverò. Puoi comprare tu. 30.000. 30.000. Aspetta, fermati. 30.000 mi piace, mi fidanzo con Anna. Vai. 30.000 mi piace, mi fidanzo con Anna meno. Carta conosciuta. Andrea, me. Ma che non bisogna! Il cavallo! Un cavallo in villa Eliz. Pure il cavallo del West. Ah, ma qui si lavora già. Primo giorno e si lavora già. Ma guardate qui che qualità, signori. Abbiamo adibito. Qualsiasi domanda in questo momento è aperto soltanto lo sportello 2, quindi si rivolge al mio collega. Ma dopo chiudiamo, Adesso vengo, guardate qui che qualità ragazzi. La prima casetta adibita proprio al lavoro. Vabbè, voi già sapete, qui ci sta la prima camera, la seconda è da questa parte qui, che poi tra l'altro è sempre la loro. E poi guardate qui una quantità di oggetti e strumenti di lavoro. Stiamo lavorando comunque, Oggi capite? Io sto pure io lavorando in questo momento, sto mostrando la qualità che c'è dietro le quinte, signori. Dopo questa clip comunque il tuo lavoro sarà finito oggi. No, perché hai già fatto spesa. Se quest'anno i video vi faranno divertire, sarà anche e soprattutto grazie a loro due che monteranno tanti edit, faranno tante cose nei video. Poi voi nei commenti dovrete dire quali video vi piaceranno di più, perché poi uno lo monta uno, l'altro monta l'altro, quindi attenzione. Quindi sarà una sfida. Il video con più views vince. Cosa vince? Ragazzi, vi mostro il migliore esponente, anche esperto delle spese in villa, Antonio Fusco. No, sto pensando a tutte le spese che hanno fatto. Anto, quante spese hai fatto nella vita? Qua. Pensavo ci poteva accattare un monolocale tranquillamente. Già ci vanno i primi 500 euro più 500 carrelli. Guardate come siamo venuti, addirittura con furgo. Bene. Ma vedo che cammini meglio. Sarà comunque il colpo del surf. Bene. Vai, va. Ma Jacopo, ma tu cosa ci fai? Mi sta faticando. Ma tu puoi da registrare. Dai qua. Che è venuto a registrare? Ah, ok. Perfetto. Ma perché su camera hanno tutti i carrelli? Già, non lo so. Allora, prima cosa da prendere secondo me le arance. No, Andrea, l'arancia, ma via. Io direi che un'anguria la dobbiamo prendere. Che dite, ragazzi? Andrea, ma cazzo. È tutta la villa. Ti piace a te i piselle? No, sì. L'anguria la prendo insieme. Sì. A me piace. Gergo tecnico, quando sei piano, mollone d'acqua. Da cagate Sì, tati, come banane. Una la mangi e una la prendi. 450 grammi ne devo prendere 10. La roba per me. Semi di schia. Sì, per poi farlo uscire dal deretano. Ragazzi, guardate il carrello di Andrea e guardate i carrelli da Tito. Allora, fra, serio, devo un attimo a prendere l'acqua. Ma vero? No, sto morendo di sede. Kellogg's Extra. No, fra, serio, mi serve l'acqua. Per caso hai visto se lo spazio che c'è tra il pavimento e il letto è grande? No, perché? Vedete se ci vanno sotto i letti.
il yogurt bianco, lo prendo. Questo carrello è low. E tanto non ci mise niente, dai. Tu venga a pigliare. Oh, ma sta pure un fratecchino. Sa acqua di prego, bisogno. Ma puoi bere dentro qua? Sera. Tra l'altro prima Antonio mi ha detto una cosa. In questo supermercato, da quello che ho capito, la sera, per non buttare la roba, regalano il cibo. Te lo giuro, hai detto prima in dama che non l'hai sentito. Non so se è vero però. Sarebbe comunque una cosa incredibile. No, potremmo venire a mangiare grandi. Oh, ecco l'acqua. Ce la prendi, la paghi, esci e rientri. No, pigli pure la naturale, voglio bere pure io. Pigli che stia. Aspetta, pigli che sta a Sant'Anna. Fabiano. Pigli che stia a Sant'Anna. Ma non so dove stanno tutti gli altri, li ho persi nel frattempo. Per sta presa a Jacopo, vista l'acqua. Lattosio. Ma non ci sta scusa senza lattosio? Non mi interessa. Non entra. Non Penso proprio. No, veramente, ma a parte gli scherzi, vediamo un attimo se ci sta senza lattosio. Pure per il meme. Eccolo qua. Accadi, alta digeribilità, senza lattosio. HD, no accadi. Ando, ma io qua vedo. Che pigliare? Importante, no? E qua per la colazione dei campioni, diciamo. I Coco Pops. Vedo merendine, Saranno là. Si prende quella senza lattosio, piace. Ma è buono, io lo prendo a casa. Oh, hanno portato pure un Maradona, cazzo. Sì, comunque, Jacob. Fammi bene, fa. Godo. Panna fondamentale per la pesto e panna. Tutti i giorni, praticamente. Oh, com'è strano il Sant'Anna? Che hai giocato questo? Perché senti che te son te. Sant'Anna. Senti che te son te. Sant'Anna. Senti che te son te. Sant'Anna. Bevilo per. poi dite che non la continuo. Qua, continuano, capucchio. Sto cercando una cosa per fare un video che poi vedrete, però non siamo ancora andati verso quello che sto cercando. Male. Oh, Andrea, ne chitta. Oh, sushi, oh. Già è importante. Comunque poi potresti fare una 24 ore solo sushi. Ma tutto a posto. Frate, fidati, va forte. Vai io, scrivete nei commenti se volete una 24 ore solo sushi. Già, ci sarebbe una 24 ore solo sushi. Bravo che? Potrebbe rientrare. Come? 24 ore solo sushi. 24 ore solo sushi. Non l'ho mai portata, tra l'altro. Non mi piace nemmeno. Però guarda qua, abbiamo un sacco di varietà. Gamberi in tempura, uramaki, roll, poi tutto, nigiri, poi abbiamo i gyoza. Bene, c'è tanta roba. Signori, Fatemelo sapere, però dovete essere proprio una marea qui sotto nei commenti a scrivermi sì, vogliamo la 24 ore in villa solo sushi. e chiaramente rispondete al sondaggio che sta nelle storie sul suo Instagram. Esatto, quindi venitemi a seguire su Rallan 5. Tutti! 24 ore solo dolci. No, Jacopo, già l'hai fatto. 24 ore solo dolci in villa. Altra cosa qui. Ma chi lo sa se c'è la Nutella, quella là senza lattosio, la vegana? Con... Voglio andare. La plant based. Aspetta, già 24 ore Solo Nutella senza... Andrea. Oh, ma ha salvato proprio Tarzanil. Raga, ma la postura di Ermoscio è perfetta. Quale sarà il motivo? Signori, link nel carrello arancione. No, sarà quella senza lattosio, cioè senza lattosio. Ma perché la piadina del latte? Integrale, vuoi pigliare tu? No, integrale no. Aspetta, leggiamo. Robert! La piadina Roberto, io. Con guai siamo quando sono cari. Sì. Bene. Io la volevo una piadina Roberto. Meno, non è aperto. No, Andrea. Va, puttana, sì. 24 ore solo piadina Roberto. Ho preso la piadineria Roberto perché senza di lei mi sento come nel deserto. Volevo più una seggio? Sì. Questa è la nuova wave di questa villa, quindi attenzione a questo. È creato da me, occhio. Ma non lo sanno loro, com'è nata? Vabbè, no, a spaccone è nata. È andata a spaccone. Sì. Invece noi la stiamo un po' storpiando e diventa... Ocio è qua. Aspetta, questo è un bel reparto. Questo è il reparto merendine. Va Max, puttana. Ragazzi, se quest'anno volete i nascondini in villa, lasciate un bel mi piace. Io intanto li mangio. Prendo questi, che insieme alle piadine Roberto mi batte il cuore. Non li pigliamo forza, no, non le pigliamo. Tra l'altro cioccolato fondente, senza latte. Sto prendendo delle cose che gli altri non vogliono. Incredibile. Vuoi dare a luce che stai pigliando un tarallo, compa? Sei spugnato gran turchese. Biscoff? Chi si sta studiando? Se non era Biscon. Max? Ad Andrea prendiamoci il gran turchese, così si fa le pugnette per un mese. Questo si merita una bella clip su TikTok. Max. Cosa? No, ho detto Max. Ragazzi, l'abbiamo detto anche nel video presentazione della villa. La clip che andrà virale su TikTok, quindi quella che avrà avuto più mi piace, più condivisione, più visualizzazione, verrà un giorno nella villa insieme a noi. Quindi impegnatevi su tutti i video, no uno sì un altro no, anche su questo impegnatevi, che qua di clip secondo me ne stanno uscendo parecchie divertenti. Bene. Vediamo un po' la situazione del carrello di Antonio, perché l'abbiamo un attimo trascurato. No, qua Vediamo sul pancetto. Un po' di passaggio. Pancetto,
Prosetta e parmigiana Gogo Pro 7, ragazzi. Ok. 0,99. Quindi tu sei il reparto insaccato. Sì, c'è un reparto fondamentale, ragazzi. Pasta. Il reparto pranzo tu sei, vedi? Sì, reparto primo piatto. Vediamo invece questo reparto qua, che reparto è? Il reparto latte. Lattaio mi chiama. Guarda il tatino come sei andato a fare, questo è il tuo. Guardate tatino. Aspetta, io il salame non l'ho messo però, eh. Guarda qua, solo la roba leggera io sto mettendo. Cioè, qua Qua fa ce l'aveva preso Antonio. Sì, sì. formaggio, volete qualche formaggio? Dimmi tu, senza senza lattosio. lattosio. No, no, Sì. tu ti chiami senza lattosio. Quale prendiamo? Ti piace questo? Ti entra? A Roma dove sì. Dai, mettiti un po'. senza lattosio. La coppa del mondo. Aspetta, sotto. Ah, no, sotto. Pecorino. Oppure pecorino. Oppure con un po' di salame piccante, che dici? Ma sempre quella è la forma. No, comunque a parte gli scherzi, gli altri hanno preso il galbanino. Io a casa mia mangio un sacco di volte il galbanino senza lattosio. Che magari capito lo faccio sciogliere dentro la piadina perché ne abbiamo preso un sacco. Ah, lo so. Senza lattosio io. Eccolo. Solo uno. Ma fai, te lo metti qui. Cavolo, gli Aurangers. Sì. Importante. Amore, ma a me. Guagliato Gran Turquese. Hai visto? Oh, tutti quanti. l'abbiamo detto, è normale. Questo sicuramente dobbiamo comprare, le uova, sicuramente. No, per la frittata. Le uova non le dobbiamo comprare? Le uova. La frittata dentro. Ma come lo piace a calippo? Questo è il callipo, frate. Boh, bro, è importantissimo. Frate, fidati, non ci sta in villa. Come ci stai andando a Villo Stenti? Ce n'è solo uno. Prendiamolo uno, fidati che è importante. Stendino serve? Che non c'è. Qua di abboffare. No, Gioa. Perché Scottex? No, serio, questi qua sembrano un sacco. E dopo aver preso Roberto, vi auguro. Ciao, Dami. Voglio Pro 7. L'ex portiere del Davide si sa fa lui, Iago. Uccio De Santis. Uccio De Santis è per pochi, Dove sei un critico? L'olio di marca buona o... Vievez, che comunque. Quindi un Farchioni, un De Santis. Un Frantalio! O De Cecco Molini. 6 euro e fatto bene. Ando viene 8. Anto, Te le bere, Anton? No, Anton? È buono. 2 sono, almeno 4. Ma non è l'acqua, è l'olio. No, ma sicuro finisce. Vediamo più Dai, vieni salsa col che tuo peso. carrello, vai, vieni. Vengo, vengo. la Tina ha fatto corrello e dietetico. Guardate qua. A parte salame e mortadella che non ho messo io. Ah, wow. La mortadella è carcerogena. È carcerogena la mortadella. Chi l'ha messo? Cos'è? Carcerogena. Ah, ok. Che comunque va in carcere se la mangi. Bortolomutti, ragazzi. Ti devi stare. Bene, così, pure poco. Figata. No, quello è ketchup. Questo qua è tomato salsa. Ma che cambia? Ah, sì, hai ragione. Questo è pomodoro, praticamente. Sì, sì. Proviamo le Bellissimo. Vabbè, questo è per voi, eh. Fra questo? Che è rimasto? Camizzi? Sì, sì. Era questo, bro. Sì, questa è l'acqua. Bene. Allora, sicuramente questi qua vanno presi per il caffè. Bicchierini, carta, 50 pezzi, 39 centesimi. Oh, sì. Frate, ma io direi... Una marea. Esatto, così. Ma di più. Bene. Ognuno sono 100 bicchieri. 100 bicchieri, Ma non sta orecando. Ti cagate sotto sì. 100 bicchieri, frate, se una decina pure di 100, questi. 200, 300, 400. 500. Ragazzi, da vivere, sta città. Comunque eravamo quelli che avevano fatto il carrello con meno cose. Eravamo. Signore, è arrivato Jacobs con un altro carrello con i rinforzi, perché praticamente questo l'abbiamo completamente finito. Adesso serve carta igienica perché sennò non ci puliamo il culetto. Allora, questa qua ha 3 veli, quella ha 2 veli. 2 veli ci troviamo a merda a mano. 3 veli. Io penso quando sto a casa e cago, quando ne consumo uno solo io. Però non so quanti veli è. Aspetta, è il massimo esperto di vele. Andò, serio, 3 veli. Vabbè, però quanto costa? Signore. Non capire. Praticamente se per una cagata ne usi uno e nell'altro ne usi Sono magari mezzo. 720 strappi. Ma che discorso è me? No, togli questo e mettiamo questo. No, aiuto. Guardate, magari cagare esercito. Reparto macelleria, reparto carne. Vediamo un po' cosa sta prendendo Anton. 4, 6. Cos'è? Petto di pollo? Ah, qui c'è anche la pasta, giustamente. Io questo me l'ero persa. Qua siamo pronti per il combattimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrelli stracolmi. Mamma mia. Non oso immaginare quando eravamo. Altri 2 carrelli per acqua e gelati. Altri 2 carrelli. Acqua bevante, acqua bevante e gelati. Ma i gelati non si possono evitare quest'anno. Allora, gelati, ok. Per il momento Maxi Bon al pistacchio. Pure classico. Però qualcuno senza lattosio c'ha da Questo stare. qua con panna fresca. Fondamentale, mangi un bianco.
La fammo un peccato. Che volevo uscire con me, troviamo gelato senza lattosio. Oh, eccolo, quello mio preferito. Valsoia a fragola. No, fate, ma 4 euro solo gelato per te. Guarda, tu ti vedi 70 gelate, fammi morire. Naturalmente senza lattosio, godo. Wow, questo pure sarà buono, 4,39 euro costa. Wow, questo, oppure questo, 3,29 euro, sì. Non ho detto sì, Max. Pep sì, a me no. Abbiamo la Fanta Milk. Alla Fante. No, Andrea, se la merita. La sottomarca, voglio una cosa vi ho chiesto. Una me ne ho chiesta. Me ne vado, vai tu, Me ne vado a Dassaville. Tanto per sfizio, una bottiglia e boh. Cazzo, immagino un muto 25 minuti stanotte. Devi fare bene quello, amico. Non è che messaggio. Dice la cagnata con la Fanta, chi sta? Fanta menta. 10 confezioni d'acqua e una di Fanta. Lavori qua da te? Non pigliava solo Ce lo sconto. Vai, parlami di tutti gli sconti che ci sono oggi, dai. Questa qui se la vuoi fare al dente 8 minuti. Ecco bene, uno spettacolo. Ma lancia. Uno spettacolo. Sì, comunque clip bellozzi. Siamo nel casino generale. Mamma mia, che quanta roba. Poi io vi dico solo che si è bloccato un supermercato perché guardate qua, cioè siamo fermi completamente. Poi tieni la nuova sciarpa. Facciano vestiti che fattura. Ando, quando è il primo? 700 carte. Situazione tragica. Mamma mia, cioè comunque noi abbiamo avviato un furgone. Ma il furgone è quasi pieno, ancora dobbiamo finire. Con Jacopo e Fusio sono andati a prendere un altro carrello di roba. È incredibile. Nella storia, mai fatto una roba del genere? Così tanto la prima spesa no. È ufficialmente uscito Antonio con l'ultimo conto fatto. Vedo la faccia molto tramortita. Mani in fronte per Antonio. Abbiamo il totale o il subtotale? Che è successo? Devo dirlo. 3 fatture. 702 più 492 più 122. Ok, adesso fate voi i conti qui sotto nei commenti. Non abbiamo preso la Fanta. Che ci stai io? Stiamo facendo il supermercato. Che ci stai io? Non c'era niente. Che siete venuti a fare? Mirko, non ci stai io? Pigliamo bar, mi pigliamo. Scusa, senza la pile senza Fanta. No, comunque veramente, ma non avete mai fatto una spesa così? No, così forse no. Cioè questa penso che sia veramente la più grande di sempre. Stanno i gelati. Che cacchio ridi? Quando non mi cantavo! Ma che cazzo ridi? Allora, dai una mano a scaricare. Forse si era rotto il cazzo. Questi si devono andare a mettere dentro al freezer perché sono i gelati, si squagliano. E chiappato pacca. No, Andrea, hai sputato tutto quanto dentro i gelati. Questo qua è gelati. Sveglio, Forza, dai! Dai. Alla buon'ora! Maestro, Mancato. Non sopra i 1000. Non sopra i 1000. la maggiore spesa che avete fatto quanto ammontava? 800 euro. Ammontava? Dico io, forse io pronostico. Vai. 500 euro tutto. Ok. 500. Ma facciamo a pronostici, va. Sarà bello mettere tutto a posto, eh? Sì. In questo momento. Allo tu stanotte. è pigliato un gelato? Hashtag portagelato nei commenti. Su culletto porco. Allo tu stanotte un caddi Ind. Prendi. Prendi. No, Andre, non farlo. No, Andre. Non toccavo, raga. Mirko vuole ancora sapere quando abbiamo speso. Ah, devo indovinare. Secondo te quando abbiamo speso? 1150. 1000? 150. Furbo. 1350. Siamo riusciti a tirare pure un po' di sconto. Infatti ci hanno fatto il 10% di sconto. Tra l'altro salutiamo il direttore di Pro 7, Promo 7, un grande. Ci vediamo tra poco. Allora, nel frattempo che noi siamo andati a fare la spesa, la prima grande spesa della villa, qui c'è chi è stato a lavorare nella villa per gonfiare un po' di cose che vi ho fatto vedere prima. C'è il cigno, c'è la ragosta, ci sono le varie ciambelle, ci sta questa poltroncina, le ciambelline. Vabbè, c'è chi è stato comunque a lavorare qui nella villa per montare un po' di situazioni, tipo la porta di calcio, bella come al solito, palloni già all'interno, poi qui abbiamo le porticine, i palloni già radunati, conetti, bandierine di calcio d'angolo, pallone dei mondiali, tante belle cose. Pensavo avessero montato più cose, invece ne hanno fatto manco. Ma posso dire una cosa a Om, ma mentre noi eravamo impegnati a spendere 1300 euro, tu solo una porta hai montato. Questo era il materiale che forniva la villa. Imita Tatino. Porca amica, raga. Porca amica. Porco 2 devi dire. Porca tua, raga. Com'è bello, ciccio bello! E adesso, signori, che abbiamo messo tutta la spesa a posto, riempito i frigoriferi, un po' di relax, con un bellissimo clima tra l'altro. Il critico! Capito? Ah, vediamo che stai... Oh, amore, poche patatine, no, sono buono. No, Jacopo! No! Hai ripreso? No, maestro! No!
Oh, ma non faccia. Per poi. Ora! Tiri Benny! La sento la porta, Andre, la sento! Poi chiappate a sto gol, bombolo, yeah! Ah! Oh, Andre, che sei, seconda pallona? Vai, Carlo! Tu sono! Ora! Vai, ora! Il maestro! Questo va diretto sulle storie di Instagram per le sue fanciulle. Nostre. Ah! Nel frattempo ci siamo divertiti a fare qualche foto e qualche video, qualche TikTok che avrete sicuramente già visto sui social. Ci stiamo già divertendo e non è passato neppure un giorno. Stasera probabilmente pizza e questo è l'orario del relax totale della villa. Guardate qui, che vibes, che cielo, che spettacolo. Bello, mamma mia. Voglio comunque ci posso ancora pensare. La spesa, 5.300 euro. Nella storia della villa non è stata mai fatta una spesa così grande. Ve l'ho portata io, occhio! Dopo 1.350 euro spesi, almeno un po' di pizza. Da mangi una pizza. Allora, ragazzi, dite voi, ci ammalavo o non ci ammalavo? Ma siamo stati o no? Ma siamo stanchissimi, capito? Allora, stanno piedi in meno. Non ridevo tutto. Puzza di piedi. Questa però la puzza della mia cacca dell'anno scorso per una settimana. Comunque questo, ragazzi, vi faccio vedere intanto qual è la nostra stanza. Questa è la nostra Questa stanza. stanza ottima stanza. È importante. Mo stiamo un attimo disfando le valigie. Sì, importante. Quindi ragazzi, finisce qui ufficialmente questo primissimo video dalla nuova villa Elite più Napoli Creators. Spero che l'idea vi sia piaciuta. Non vediamo l'ora di pubblicare tutto il resto dei contenuti. Restate sintonizzati su tutti i nostri social. Iscrivetevi al canale, seguiteci, seguitemi su Instagram, SuperAllan5, vi aspetto anche lì. Se volete mandarmi qualche messaggio, vi leggo e vi rispondo tutti quanti. Niente, che dire, ci vediamo domani con altri contenuti. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e ciao!